21 squadre, centinaia di giovani atlete hanno partecipato alla prima edizione di Volley Start, svoltasi a Imola in 6 palestre della città. Un successo per il neonato torneo precampionato organizzato dalla scuola di pallavolo Diffusione Sport. Una prima edizione, questa Presidente, che è stata molto apprezzata dalle squadre che vi hanno partecipato numerose. Servono i tornei precampionato? Abbiamo avuto la conferma, sì, che servono perché molte squadre ce l'hanno chiesto. Abbiamo deciso di fare un numero limitato, una prova, un test che però è riuscito benissimo. Di più non potevamo, anche perché c'erano delle concomitanze con altre manifestazioni sul territorio che impegnavano le palestre, per cui abbiamo dovuto ridurre un po' il programma, ma nello stesso tempo comunque 21 squadre per una prima edizione di Volley Start è stato veramente un successo. Significa che l'idea che molte società ci avevano suggerito di iniziare la stagione invitando squadre che erano pronte per il campionato si è rivelata vincente. Noi la riproporremo insieme anche all'altra grande manifestazione che organizziamo ad inizio gennaio, Baby Volley. In questo modo quasi 100 squadre arrivano a Imola ed è un numero incredibile, fino a qualche anno fa non ci aspettavamo mai di raggiungere questo risultato. E va sicuramente dato merito alla nostra società, soprattutto ai tanti volontari che ci danno una mano, ci supportano e ci aiutano nell'organizzare tutto. 21 squadre partecipanti, alcune anche da fuori regione, legami importanti tra Diffusione Sport e altre società che praticano il volley. Sì, noi non dimentichiamo, apparteniamo a un network di società della pallavolo Anderlini con altre 50 società, ma fra qualche giorno lanceremo una novità che ci ha fatto gioire, perché è veramente una partnership importantissima che nei prossimi giorni sveleremo e che ci porta nella direzione di condividere con altre società conoscenze, informazioni, esperienze. Noi andiamo alla ricerca di tutti coloro che possono farci crescere e migliorare. Sicuramente si creano dei legami forti, ci sono società che vengono da tantissimi anni alle nostre manifestazioni e società anche da lontano, quest'anno dal Friuli, da Genova, società dalla Toscana. E questo per noi è veramente un bellissimo successo, senza dimenticare che il nostro sponsor, l'Hotel Donatello, si riempie, quindi facciamo un servizio anche positivo nei confronti di quelle aziende che sostengono la nostra attività, che ricordiamo sempre è gratuita. Da noi chi fa sport, chi gioca a pallavolo lo fa gratis tutto l'anno, non pagano quote e ogni anno cresciamo sempre di più. Siamo partiti nel 2005 con un gruppetto di 10 bambine, quest'anno tagliamo i 10 gruppi con quasi 150 iscritte. Complimenti, ma non c'è solo da sottolineare questa crescita dal punto di vista degli iscritti, a questo punto c'è una crescita anche a livello organizzativo, sono numerose le manifestazioni legate al volley, ma non solo, che organizza la scuola di pallavolo Diffusione Sport. Sì, noi prevalentemente legate al volley, però noi abbiamo anche avuto negli anni l'organizzazione del Golf alla Rocca, per esempio, che è una manifestazione che ci ha poi permesso di trasformare l'evento in mini volley alla Rocca. Ne facciamo tante di iniziative durante l'anno, anche le feste di mini volley dedicate ai bambini della scuola di avviamento, ne facciamo 6 all'anno, quest'anno forse aggiungeremo una settima, il 14 ottobre lanceremo l'iniziativa Porta un'amica. Tutte le nostre bambine le inviteremo a giocare con giochi vari creati dai nostri animatori e dai nostri istruttori per invogliare altre loro amichette ad avvicinarsi alla pallavolo. Parliamo anche della finale Open che si è disputata alla palestra Cavina, che ci vede presenti in questo momento. Ecco, ha vinto una squadra di Cervia, il volley Cervia, ma seconda classificata una squadra amica di Diffusione Sport. Sì, è nata da qualche mese una collaborazione con la Pallavolo Imola Solo Volley, condividiamo le nostre conoscenze mantenendo la propria autonomia ci conoscevamo già con i dirigenti, abbiamo creato dei momenti di aggregazione, come per esempio il campo estivo insieme tra le nostre ragazze e i ragazzi della Pallavolo Imola, e ne faremo delle altre in seguito, proprio perché oltre alla loro squadra femminile a cui auguro di
ben figurare e soprattutto di ottenere un grandissimo risultato nel loro campionato, hanno un tasso tecnico per quella categoria molto, molto alto, ma soprattutto speriamo di riprendere un attimo il discorso di crescita per il settore maschile. La pallavolo maschile ha un momento di appannamento, ha un calo di numeri, nonostante in Italia ci sia tutto questo fervore per il campionato del mondo, anzi dobbiamo sfruttare questa scia cercando di portare tanti bambini in palestra, e devo dire che è bastato un po' di passaparola, un po' di attività di promozione e si è iniziato con un gruppetto di ragazzini della pallavolo Imola. Torna a Imola e vince Michele Briganti, allenatore del Cervia Volley. Una bella soddisfazione vincere il torneo Open di questa prima edizione di Volley Start. Sì, è stato molto bello, perché intanto Pasquale è un amico e quindi lo ringrazio per averci invitato, e sono venuto con molto piacere, perché come dici per me è un tornare a Imola. Ho allenato a Imola 3 anni e ho vinto e ho sudato qui proprio in questa palestra, e quindi tornare è stata un'emozione grande. Ecco, non sembra abbiate avuto molte difficoltà a vincere, la vostra superiorità si è vista in campo 2-7-0. Sì, diciamo che noi abbiamo giocato da questa mattina, e quindi diciamo che la nostra difficoltà più grossa è stata sicuramente la fatica e il caldo, anche se comunque solo volley a Sprazia ha giocato una bella pallavolo, ci ha messo in grosse difficoltà. Sì, infatti ti abbiamo visto un po' arrabbiato con le ragazze nel secondo set, solo Volley Imola aveva recuperato. Sì, aveva recuperato, stava giocando bene, e noi non eravamo più lucide, eravamo in grosse difficoltà, però fortunatamente un bel muro, una bella battuta ci hanno fatto riprendere un po' il controllo della situazione. Allora, questa è la prima edizione di Volley Start, un torneo precampionato. Servono questi tornei precampionato? Allora, ogni allenatore ha la sua filosofia. Per quello che mi riguarda servono, infatti sono qui perché comunque l'amalgama della squadra è importante, provare situazioni di gioco, è importante perché comunque le amichevoli sì servono, ma competizioni e tornei come questi servono. Manifestazioni come queste aiutano a far crescere questo sport? Certamente, noi come Libertas, assieme a Pasquale Diffusione Sport, ne stiamo organizzando e ne stiamo proponendo varie. E quindi poi Pasquale è particolarmente abile nell'organizzazione. Diffusione Sport d'altra parte si caratterizza per una elevata capacità di portare gente, squadre anche da altre regioni. Infatti adesso in sede di premiazioni vedremo una cosa molto, molto interessante. La difficoltà di organizzare dei tornei giovanili come questa è sotto gli occhi di tutti, i finanziamenti sono limitati, e dire che tornei proprio come questo aiutano anche a costruire un pubblico per un domani, per un futuro di questo sport. Sì, la pallavolo ho sempre pensato femminile che sia il calcio per le femmine, per lo sport femminile. Imola ha particolarmente praticanti, molte squadre, molte praticanti, ma la caratteristica è quella di riuscire comunque, anche attingendo dalle altre manifestazioni come Baby Volley, riuscire a portare gente anche da regioni diverse, perché molte volte i livelli sono diversi, e confrontarsi anche a livello di varie regioni fa capire a che livello è il nostro sport in questa zona. E io sono assolutamente convinto che questa è la più grande pubblicità per questo sport. Insieme all'assessore allo sport del comune di Imola Maurizio Lelli, una parola sugli impianti imolesi che sono stati impegnati durante questa prima edizione di Volley Start. Sì, nel precampionato sono stati organizzati non solo questo torneo di pallavolo ma anche altri tornei, e quindi è giusto così, si iniziano i campionati e si prova l'attività prima di mettersi alla prova contro le altre squadre. In particolare questo torneo qui è molto interessante perché porta squadre da fuori regione, quindi anche indotto per la città, quindi ben vengano. Ecco, il volley è uno sport in crescita a Imola. È molto in crescita, specialmente con i bambini, e questo è molto interessante perché diffonde i valori degli sport di squadra che sono molto importanti per la crescita dei piccoli. Dicevamo degli impianti sportivi di Imola, si sono fatti trovare pronti a questo primo appuntamento di Volley Start?
Sì, adesso io gli impianti di Imola li conosco da 2 o 3 mesi e devo dire che, a parte la temperatura che sembra di essere a Ferragosto, direi che siamo pronti, insomma, sono buoni per fare questo tipo di tornei.